Io penso che la musica viaggia nel tempo in sintonia con le epoche che attraversiamo. Ogni tanto ci sono come dire, delle influenze, così degli inserti, così se vogliamo chiamare, di musica, di scimmiottare un po' gli stranieri perché magari vendono in quel momento un po' di più quel genere musicale che invoca in quel momento, ripeto, che si attraversa. La musica è qualcosa che viaggia nell'aria, se tu cogli al momento giusto quelle atmosfere, quelle sonorità, quelle emozioni, secondo me puoi viaggiare tranquillamente nel tempo e non ti accorgi che il tempo passa e soprattutto stare qui a parlare a questo microfono dopo 43 anni da quella lontana non è peccato malattia, quindi è una cosa molto bella che mi riempie di soddisfazione. Io mi ero, come dice, perso il termine esatto, verso la fine degli anni 60 e mi sono ritrovato all'inizio degli anni 70 quando mi sono messo in proprio con una mia etichetta discografica e allora ho ricominciato a cantare canzoni che piacevano a me, capito? Ho ritrovato il Peppino di Capri che la gente aveva portato al successo e quindi da quel momento in poi per me è stata una continua ascesa. Forse quel momento in cui ho riacquistato tutto il mio pubblico che mi ero perso, forse è stato il periodo che ricordo con maggior, come dire, che mi porto dentro con maggior affetto. Si può dire che era più conosciuta la musica dei fine 800, così, che ha fatto il giro del mondo da sola, senza mass media, senza radio, televisioni, cioè senza divulgazione, solo magari con una coppia di un cantante e una chitarra, mandolina, cioè, e quindi era talmente forte che è riuscita a lasciare la propria traccia in giro nel mondo. Tutti ci chiediamo la stessa cosa, Napoli meriterebbe molto di più, però tutta questa cosa dovrebbe partire da Napoli e far sì che la canzone napoletana abbia il suo spazio giusto di trasmissione, di emissione in onda, perché finché ci saranno queste musiche così forti, ben registrate, tecnicamente perfette, eccetera, avranno sempre sopravvento perché giustamente la radio